tua voce, circolano voci che ci siano, a proposito di voci, che ci siano 7 brani nuovi che insomma, sono lì da uscire. Adesso, stasera non li sentiremo tutti, però qualcuno probabilmente di questi nuovi li sentiamo. 4 proviamo a farli. 4 proviamo a farli. Allora introduciamolo in maniera ufficiale. Ladies and gentlemen, signore e signori, qui a Salotto abbiamo Davide Berardi. Benvenuto, facciamogli un applauso sporadico. Benvenuto, anche perché tu poi dovrai prendere un treno, ma poi ci addentriamo dopo. Comunque sei, diciamo, un viaggiatore, la chitarra è un ottimo compagno per viaggiare. Sì, questo è un duo in realtà, siamo voce e chitarra. Voce e chitarra, hai detto bene, un duo economico. Un duo molto economico dove... La crisi. Sì, che insomma è una cosa che in questi tempi si può fare. Funziona. Allora, io ho accennato al fatto appunto che hai questi 7 brani nuovi, perché in effetti ho visto. Giorni per andare al lavoro, poi la sera bloccato in tangenziale, domandarti chi sei. Hai mai sognato un viaggio solo andata, per un posto non ancora inventato? Tanto qui ci lamentiamo tutti e nulla è mai cambiato. Ho un amico che lavora al bar, tra un po' diventerà papà, chiude gli occhi e si ripete sogna, sogna, sogna. Il mio amico dietro il banco al bar, un contratto fino a non si sa, lui bestemmia poi si scola, cogna, cogna, cogna. Inventa storie bravo, chi gliele ruba è un genio, lo ripeteva il mio maestro e mi fregava le strofe. Io sono rimasto a scrivere canzoni, lui sempre intento a dare spiegazioni. Sai come fanno alla fine gli anziani, invece di parlare mostrano le mani. Ho un amico che lavora al bar, un po' vecchio, lui si sente già. Lei a casa aspetta una cicogna, cogna, cogna. Il mio amico notte e giorno al bar, tanto peggio come fa ad andare. Siamo eroi ma appena sbagli, gogna, gogna, gogna. Due caffè, acqua, acqua e un tè, e tavoli da sbarazzare. Penso a te alle 3, stacco e andiamo al mare. Ho un amico che lavora al bar, che tra un po' diventerà papà, scorda sempre la patente, rogna, rogna, rogna. Il mio amico dietro il pacco al bar, tanto peggio come fa ad andare, con gli occhiali salvagente, sogna, sogna, sogna.
grazie. Davide Berardi, questo era il mio amico, il primo brano che ci hai fatto ascoltare, diciamo, sei partito con amicizia, in qualche modo questo è un brano buono per cominciare, perché insomma, C'è bisogno di amicizia, c'è in bisogno questo di amicizia, momento. sicuramente Non in questo- virtuale, non solo virtuale, ma soprattutto reale. Certo, perché è proprio un altro genere proprio di esperienza, diciamo, a questo punto uno deve quasi ricordarlo, perché ormai siamo ormai assuefatti a questi like, a queste situazioni, che però in qualche modo ci permettono anche di, come nel caso spesso dei musicisti, di diffondere poi la musica, anche se so che insomma prima abbiamo accennato al fatto che prenderai un treno, però volevo semplicemente così velocemente dare qualche coordinata. Tu nasci in Puglia e poi adesso stai a Milano, Sì. però poi ogni tanto vieni anche a Torino, I treni, il treno dei desideri, frequenti, diceva esatto. un famoso Azzurro. piemontese. Sì, io sono di origini pugliesi, ho iniziato lì il mio percorso artistico, poi 3 anni fa sono venuto a Milano per amore, per lavoro, Certo. ma soprattutto per amore. Vabbè, È una sei cosa stato bella. fortunato. Sono fortunatissimo e quindi continuo a portare qui i miei progetti artistici avanti, quindi Torino è stato molto facile raggiungerla perché sono A insomma. due passi. Va bene, allora abbiamo ascoltato il primo brano che era insomma questo, il mio amico, il prossimo come si intitola? Il prossimo, visto che hai parlato di treni, di città e di tanti spostamenti, si chiama Sospeso. Sospeso, signore e signori, Davide Berardi. Dicono la notte porti consiglio e tu rimani ad ascoltarla, ma tanto poi a che serve se farai di testa tua? Abbiamo troppi sogni nel letto, smettiamo di dormire, mi rimetterò a contare, manco fossero calzini, gocce, o i giorni prima di Natale. Dicono la notte porti consiglio, resto sveglio per guardarla, ma tanto non mi serve, farò anch'io di testa mia. Ci salveranno le passioni, 31 cose da inventare, solo per lasciarsi amare, solo per lanciarsi andare, concedersi un piacere o essere liberi di urlare. Ed io, disteso accanto a te, rimango immobile a immaginare se sarà possibile, ma ho troppo sonno, sai, vorrei abbracciarti e poi fa troppo caldo. Dopo il giorno porta sbadiglio e una valanga di pensieri che persino il grande Andrea scriverebbe una canzone, ma ci andremo mai in pensione, perché è vero la ragione può rassicurare, ma a noi basta un'emozione per resistere o tentare, ed è proprio in quel tormento che rivedo noi al centro. Ed io, disteso accanto a te, ti sento muovere, rimuginare se sia mai possibile un'alba senza noi. Vorrei abbracciarti e poi è troppo tardi ormai. Ed io, sospeso insieme a te, non riesco a credere sia tutto inutile, sia tutto inutile, sia tutto inutile.
accennavamo prima al fatto che insomma hai intenzione di registrarli, volevo chiederti che idea d'arrangiamento c'hai, vuoi fare un disco pop, un disco diciamo solo chitarra e voce più... Ma le mie origini, adesso sto cercando un po' un ritorno alle origini e queste origini provengono insomma dalla matrice di musica folk, indie folk, insomma, da cui sono partito e magari tenterò qualche esperimento con l'elettronica che ho visto che funziona tanto nei live e poi solitamente vado in giro anche con la Loop Station, quindi tenterò Sei delle perso commissioni. in queste diavolerie anche tu, quindi Sì, ho ceduto alla tecnologia perché sono un amante della tecnologia, però sì, dallo studio sicuramente nelle fasi di registrazione nascono degli esperimenti interessanti che poi sarebbe bello riportarsi live. Quindi la prossima volta che ti ascolteremo avrai una Loop Station minimo, Sì, probabilmente, però stasera siamo ancora diciamo crudi, avrò i pedali, insomma. Esatto, avrai i pedali, dovrai per forza diciamo metterti lì a fare come un pilota, diciamo. Esatto, mani e piedi. Mani e piedi. Tutto. Allora senti, il prossimo brano come si intitola? Il prossimo brano si intitola Non aspettarti niente. Non aspettarti niente, però diciamo, non aspettarti niente, né da me né dalla canzone. Esatto. Mettiamo un po' le mani avanti, però questo è il titolo. Non aspettarti niente, Davide Berardi. Grazie. A usare poco sale, a guardare l'orologio, a non avere più pazienza, a chi arriva e non saluta, a startene da solo, all'indifferenza. Poi ti abitui, sai, a non chiedere aiuto, vivi alla giornata, a credere più in te, a non aspettarti niente da chi fa promesse, ti abitui a tutto. Poi ti abitui, sai, a ingoiare i nodi in gola, distogliere lo sguardo quando non è giusto farlo, e alle mancanze, alle partenze, alle decisioni, alle delusioni, al sonno senza riposare, alle piazze senza il sole, ai finali in cui lui muore, alle mazzate al cuore, come un lutto, ti abitui a tutto. Na, 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 na. Se non hai passeggiato insieme al mio dolore, rimani pure a casa per la mia
felicità. Se non hai camminato insieme al mio dolore, rimanitene a casa per la mia felicità. Se non hai passeggiato insieme al mio dolore, rimani pure a casa per la mia felicità. Se non hai camminato insieme al mio dolore, rimanitene a casa per la mia felicità. Na na na, na na na, na na Davide Berardi, questo diciamo un altro di questi brani che poi chissà come verranno poi effettivamente registrati quando arriverà il momento, quindi sono tutti diciamo inediti, io lo ricordo perché siamo in diretta streaming, sono quelle cose che bisogna in qualche modo sottolineare. Allora vedo che ti stai accordando l'ultimo brano, che cos'è? Un'accordatura aperta? No, mi riaccordo per essere sicuro che sia quella umida, quella giusta, va bene. Allora noi ricordiamo che chiaramente per seguirti è sufficiente mettere il tuo nome, si va su Facebook e viene fuori Davide Berardi. Sì, la tua pagina Facebook. Sì, Davide Berardi Official su Facebook o Official, dipende però è sempre scritto uguale, diciamo. È sempre senza accenti, dipende senza... se siete francesi Official, esatto, se siete pugliesi diciamo. Official. Sì, poi c'è Instagram e poi c'è il sito web e poi c'è sì, davideberardi.it che è l'unica cosa che è rimasta a pagamento. A pagamento, che però tu segui diciamo di persona, sei anche un po' webmaster. Sì. Sei anche un po' webmaster. Allora, l'ultima canzone con cui io vi saluto e ti ringrazio molto per l'invito è una canzone dedicata alla mia città di provenienza, che è Taranto. Città, diciamo, città dei due mari. Dei due mari, e anche diciamo la città che è balzata nei noi delle cronache ultimamente, purtroppo. Ormai dei due mali, dei due mali, certo. Si ammala di vita, di lavoro. Esatto. Un paradosso tutto italiano. Un paradosso. E questa però l'ho chiamata con un nome greco perché le nostre origini sono magno-greche. L'ho chiamata Itaca, sì. Signori e signori, Davide Berardi. Grazie ancora e grazie al Salotto di Mao. Toglie sempre la cravatta quando risposte buone non ne ha. Noi siamo della classe più distratta, che ormai tutto conosce, niente sa. Ma Itaca è ancora là, ferma, aspetta la verità. Itaca non lo sa, lenta e spenta la verità. Il cuore dentro qualche masseria, l'anima persa in un'acciaieria,
vede da sopra pentima rossa, la grande madre nella nube rossa. Roma le va in mette le catene, anche un tempo insegnò la civiltà, le regole le fa chi gli conviene, ma poi quando gli tocca negherà. Ma Itaca resta là, ferma, aspetta la libertà. Itaca non lo sa, lenta e spenta la verità. Ulisse ci tornò che era ormai vecchio e voglia di lottare non ha più. Non c'è bisogno d'affrettare il passo, pensò mi godo il viaggio e va fanculo. Appena parcheggiò sotto il portone, rimase immobile un corteo a guardare. In marcia una fiumana di persone, per i morti, per l'inquinamento e il mare. Ma Itaca è ancora là, lenta aspetta la verità. Ma Itaca non lo sa, lenta e spenta la dignità. Sul ponte dei due mari ho l'imbarazzo di scegliere quale sfidare oggi. Madre mi ripete non sei più ragazzo, ed io che perdo ancora gli orologi. Grazie a tutti. Lenta e persa la dignità. Grazie a tutti. Grazie mille a Davide Berardi. Thank you very much, un grosso in bocca al lupo per tutto. Grazie. Noi adesso facciamo un brevissimo cambio palco e tra poco avremo qui Cieli Neri sopra